Perché noi nel 1929 e anche in altre crisi che abbiamo visto in tutta la storia ci siamo ripresi tramite le infrastrutture. È una vecchia ricetta americana, quella di ripartire con le infrastrutture. Mi perdoni, fuori da qui, da questa stanza, lei abita a Milano, professor Zucchetti, non conosce la realtà siciliana. Poi da qui c'è un deserto. Questa sarebbe, e non è un eufemismo, questa sarebbe la cattedrale del deserto, perché qui c'è in Sicilia un'economia che parte dall'agricoltura, dal turismo e forse nient'altro. E dallo sfruttamento, professore Zucchetti, dallo sfruttamento di questa terra che viene a prendere il petrolio in questa terra e se lo porta a Milano. Professore Zucchetti, dobbiamo smetterla, perché guardi, questa mi sembra una ricetta vecchissima, perché io mi chiedo, scusi, se siamo in queste condizioni, possiamo chiederci se gli economisti mondiali, non italiani o siciliani, hanno sbagliato qualcosa, forse? Perché gli economisti mondiali hanno sicuramente sbagliato qualcosa. Nel 1929 non c'era la globalizzazione. Non c'era la globalizzazione. Oggi noi abbiamo davanti un futuro che non è futuro. Perché lei quando parla di giovani vorremmo capire questi giovani che futuro hanno se fanno il ponte. E questo è il futuro dei giovani siciliani. Questo è il futuro. I giovani ancora oggi, lei parla di 20.000 unità operative in Sicilia. No, ti sbagli, non sono della Sicilia. 20.000 unità operative in Sicilia, ti prego. 20.000 unità operative. E gli altri che fanno? 30.000, 100.000, gli altri che fanno? L'indotto è del nord. Noi abbiamo, scusa Linda, noi abbiamo... Sì? Ah, ho capito. Allora noi non siamo contro il ponte, amici miei. Noi non siamo né fino ponte nemmeno contro il ponte. Noi siamo oggi in campagna elettorale. Sì, perché vogliamo dire ai siciliani che prima del ponte ci sono 1000 altre priorità. C'è da fare un raccordo autostradale, c'è da fare una rete ferroviaria. Vi risulta o no che l'alta velocità si ferma a Salerno, professore Zucchetti? Noi siamo dimenticati da tutti, non potete venire a dirci che facciamo il ponte. Ancora una volta per fruttare. Non vi volete permettere, perché questa volta chiameremo ponte il ponte, noi no ponte, chiameremo i siciliani. Anzi, facciamo una cosa che è molto democratica. No, fermi. Io devo chiedere scusi. Eravamo venuti perché ci sarebbe piaciuto vedere qui qualcuno della società Ponte sullo Stretto che ha già figurato, amici miei, ricordate, $100 miliardi. Ha già figurato $100 miliardi di questa terra. Nel paese si è portato a casa da $100 miliardi, una cosa indennente. E noi ci permettiamo di parlare di ponte. Allora ve lo diciamo a Messina. Tutto quello che è stato fatto sul ponte, perché noi chiediamo alla società Ponte sullo Stretto, l'unica cosa che si può fare. Non scioglierla, perché vi ripetiamo, non siamo contro il ponte. Ma non è questa la priorità in Sicilia. Non è questa la priorità in Sicilia. Noi vi diciamo solo una cosa, la società Ponte sullo Stretto con la quale ci saremmo voluti votare stamattina, abbiamo parlato di Blitz, ha detto bene. Qui, fuori da qui, ci sono due società, professore Zucchetti. Fuori da qui ci sono due società che devono vivere, perché hanno vissuto un periodo bellissimo negli anni 80. negli anni 70, nel momento della crescita industriale, nel momento della crescita economica. Oggi sono tutti in ginocchio per Zucchetti e non si permetterà nessuno di portare avanti due società. Qui o camminiamo tutti insieme alla pari, perché altrimenti non è più una democrazia cattolica, tra l'altro. Non è più una democrazia cattolica. Professore Zucchetti, noi siciliani non permetteremo che si faccia il ponte in questo momento. Chiudiamo la società Ponte sullo Stretto per 5-10 anni quando ci sarà lo sviluppo e porteranno l'altra velocità fino a Villa San Giovanni, giusto Gesù, quando la porteranno fino a Villa San Giovanni, almeno fino a lì, ne parleremo, perché dico un'altra cosa, l'ultima lima. Lei è venuto in aereo, professore Zucchetti. La prossima volta lei che macchina guarderà che aprirà gli occhi davanti a Petroscempio. Scusa! Aprirà gli occhi davanti a quello scempio ambientale con 4 gallerie di cui 2 non si sa nemmeno dove andranno a finire, che cosa faranno. Sono soldi nostri, questa è l'Italia della politica che ha scelto quella scelta di fare una taverna regionale tutta nuova. Ci passerà probabilmente, qualcuno ci passerà tra una decina d'anni, 20 anni, ci passerà. Ma quanto è costata agli italiani?
Quale prezzo ha avuto? E allora, se quello è il modello economico che ci vuole portare allo sviluppo, io dico no, e lo diremo insieme a tutti i siciliani, tranquilli. Allora daremo la parola al professore Massimo Volati. Sì, la nostra Volati. Sì. Il sindaco di Villa